quali una donna sono responsabili della brutale rapina sfociata in omicidio che nel settembre scorso sconvolse Marano Valpolicella nel Veronese. La banda è stata sgominata dai carabinieri. Autonomia del Veneto ammira la presentazione ufficiale del comitato referendario per il sì. Parte la corsa verso il 22 ottobre. Decreto banche, ieri sera l'ok della Camera, ora tocca al Senato, commissione d'inchiesta parlamentare sulla gestione di BPV e Veneto Banca. Processo Mose, udienza delle parti civili, il Comune di Venezia chiede 14 milioni di euro agli imputati come risarcimento per danno di immagine. Le cariche esplosive ieri non sono bastate ad abbattere la prima delle 2 torri di Vinyls a Porto Marghera, operazione flop, ritenterà l'esercito. Ieri a Padova il primo consiglio comunale dell'era Giordani, il sindaco ha voluto far risuonare l'inno di Mameli all'inizio della seduta. 2 giovani turisti danesi ubriachi rubano una gondola in Canal Grande per un giro romantico, bloccati e denunciati dai carabinieri. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di una lunga indagine durata 9 mesi che ha portato i carabinieri di Verona a trovare tra Padova e la Romania i 5 responsabili della terribile aggressione, rapina in casa avvenuta nel settembre scorso a Marano Valpolicella nel Veronese. Un uomo di 72 anni, la vittima che fu orrendamente brutalizzata, picchiata a sangue e poi morì. 5 i responsabili. Non possiamo accettare più queste cose. Io sono solamente un amico e un avventore. Però basta. Lo shock di quella mattina in un paese frastornato da tanta violenza. Era il 28 settembre scorso, la tranquilla comunità di Marano Valpolicella veniva sconvolta dalla morte di Luciano Castellini, 72enne ristoratore titolare della trattoria Agnella. Aggredito, massacrato di botte, legato al letto e lasciato così ad agonizzare e poi morire dopo una notte da incubo nella sua abitazione, in balia di belve a caccia di denaro. Ora quelle stesse belve, banditi rumeni tra le cui file c'è anche una donna, sono stati bloccati. 9 mesi di serrate indagini da parte dei carabinieri di Verona, un'inchiesta partita da Marano per toccare anche Padova e il paese d'origine degli assassini, con la collaborazione degli investigatori locali. La banda infatti si trovava sparpagliata tra la città del Santo e Costanza, in Romania. Il blitz è scattato alle 3 della scorsa notte, quando i militari hanno accerchiato le abitazioni interessate e poi simultaneamente hanno fatto irruzione negli appartamenti occupati dagli indagati, che colti di sorpresa nel sonno non hanno avuto nemmeno il tempo di reagire. In pochissimo tempo i componenti del gruppo si sono ritrovati in manette e al termine delle operazioni di perquisizione e identificazione sono stati accompagnati nelle rispettive carceri. Quella notte erano entrati nell'abitazione del 72enne sopra il locale, lo avevano picchiato selvaggiamente e legato con fascette da elettricista. Sofferenze terribili che lo avevano portato alla morte per infarto mentre i banditi fuggivano a mani vuote, lasciando Marano sotto shock, come ricordava quel giorno il sindaco. Terribile, sia per come è avvenuta la cosa, sia perché era una persona di una certa età sola, sia perché queste cose comunque sono inaccettabili. Era un tipo molto ruspante, però era buono. Solo qualche tempo prima l'uomo era stato già vittima di un episodio simile. 2 o 3 mesi fa c'è stato un tentativo in cui il punto è finita in una colluttazione, sempre proprio qua a questa trattoria. Per questo teneva il fucile in casa, ma quella maledetta notte non era servito. Numerosi dettagli poi anche questa sera nel corso della nostra edizione del Veneto dei telegiornali per capire come i carabinieri sono riusciti ad arrivare a questi 5 responsabili, 5 killer. Accusa di tentato omicidio invece per 3 cittadini tunisini che avevano accoltellato 2 notti fa un uomo davanti a un locale. Ci dice tutto da Padova in diretta telefonica per noi Federico Fusetti. Buongiorno da Padova, indagine lampo e 3 persone fermate per tentato omicidio. Sono bastate poche ore ai carabinieri per individuare i 3 uomini che hanno aggredito un tunisino accoltellandolo al volto e al torace e a una gamba. I 3 erano ricercati con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto era avvenuto davanti a Villa Italia, un locale di Padova Est, ovviamente locale del tutto estraneo a quanto è accaduto. I presunti aggressori sono 3 fratelli tunisini che avrebbero atteso all'esterno la vittima, anche egli tunisino, accanendosi su di lui a colpi di coltello.
Inoltre avrebbero spintonato le 2 donne moldave che erano con la vittima, una delle quali è stata anche rapinata del cellulare mentre cercava di allertare le forze dell'ordine. Provvidenziale l'intervento dei posteggiatori che dopo essersi accorti della scena con le loro grida hanno fatto sì che i 3 fuggissero a bordo di un'auto. Il ferito, 30 anni, è stato raggiunto da una decina di colpi ma non è in pericolo di vita. Proprio dall'auto usata per la fuga sono partite le indagini, l'auto era stata ripresa da più telecamere di sorveglianza e i carabinieri in breve sono risaliti all'identità dei 3 aggressori, dei 3 presunti aggressori, tutti tratti in arresto nei loro appartamenti del centro di Padova. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati alcuni abiti sporchi di sangue, uno dei telefoni cellulari sottratto a una delle vittime, anzi a una delle ragazze che erano con la vittima, e poi coltelli, telefoni e circa 1.500 euro in contanti. I 3 sono stati fermati e trasferiti nelle carceri di Padova, Vicenza e Rovigo. Per il momento da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Federico Fusetti. Adesso le banche, le ex popolari venete, il decreto salva banche venete, ieri l'ok della Camera ma anche l'avvio della commissione d'inchiesta proprio sulla gestione dei BPV e Veneto Banca. Ieri sera l'approvazione alla Camera della conversione in legge del decreto governativo che cede la parte buona di Veneto Banca e Popolare Vicenza al gruppo Banca Intesa. Dopo 3 giorni di ostruzionismo, alla fine con 211 sì, 98 no e 3 astenuti si è concluso metà del percorso della legge che la prossima settimana arriverà in Senato, dove si ipotizza non dovrebbero esserci ostacoli all'approvazione definitiva. Altra novità riguarda la commissione d'inchiesta sulle banche che, oltre al caso di quelle di Centro Italia e di Banca Etruria, sarà chiamata a far chiarezza sul caso Montepaschi e sulle banche venete. Il Presidente della Repubblica ha firmato la legge istitutiva dalla commissione parlamentare per la quale il Movimento 5 Stelle ha subito chiesto la presidenza. Infine la questione sindacale chiusa in anticipo rispetto a quanto ipotizzato. Confermati 4.000 esuberi ripartiti in 3.000 per gli sportelli d'intesa e 1.000 per le banche venete. 600 gli sportelli che saranno chiusi, mentre non è stato ancora definito quale sarà il criterio di destinazione e trasferimento dei dipendenti nelle nuove sedi. A Marghera ora, perché come abbiamo visto nella diretta di ieri, abbiamo seguito per lungo tempo le operazioni, quello che dovevano essere le operazioni di abbattimento della prima delle 2 torri Vinyls a Porto Marghera, e come abbiamo visto insomma ieri l'abbattimento non c'è stato, problemi nelle operazioni, nonostante le cariche esplosive che hanno funzionato. Bene, si riproverà e stavolta interverrà l'esercito. Sentiamo. L'abbattimento è stato un flop. Sono le 19:31 di giovedì 13 luglio 2017. Prima il forte boato, quindi la densa e grossa nube grigia, innalzarsi verso il cielo, con il gruppo di cormorani levarsi con lei dalla vicina isola del WWF. L'unica a non muoversi è lei, la torre della Vinyls, che dai suoi 153 metri d'altezza resiste alle 5 cariche esplosive e resta ancora in piedi. Duplice la causa: insufficienti le cariche esplosive posizionate nei punti sbagliati. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e ora più di prima resta tuttavia l'emergenza abbattimento, considerato che la torre resta in piedi in un instabile equilibrio, visto che si sostiene miracolosamente in asse soltanto con una delle 3 precedenti basi. Quella centrale, le altre 2 laterali erano infatti state muzzate con la fiamma ossidrica in attesa dell'abbattimento, e questa mattina, venerdì, con l'emergenza ancora in atto, nuove urgenti sopralluogo di prefetto e forze dell'ordine, esercito compreso, per decidere da farsi e procedere all'immediata rimozione. Restiamo nel veneziano, la cronaca giudiziaria, perché al processo Mose è stato il momento ieri delle parti civili con l'udienza, e il Comune di Venezia, che si è costituito per l'appunto per ottenere i risarcimenti, chiede 9 euro per ogni abitante, un totale di 14 milioni di euro pretesi agli ex vertici della cricca, su cui pende già un totale di 27 milioni di euro di danni, 22 pretesi soltanto dall'ex patron del consorzio Venezia Nuova, Mazzacurati. Durissimo l'intervento che ha chiuso l'udienza di ieri, affidato a Luigi Ravagnan, l'avvocato che rappresenta il Comune e che
che ha chiesto 2.300.000 euro di risarcimento, circa 9 euro per ciascuno dei 265.000 abitanti a Orsoni, Falconi, Piva, Matteoli e Cinque. Parlare del Mose significa parlare di Venezia, che è la vera vittima di questi fatti criminali, ha ricordato l'avvocato Ravagnan. Quelli di Tangentopoli rubavano ma me lo portavano a termine i lavori, qui non c'è nemmeno l'opera. Dunque anche questo attacco durissimo agli imputati del Mose. Altro fronte aperto resta quello dei profughi. Giungerà anche in Veneto in queste ore una parte degli 860 migranti salvati nel canale di Sicilia, arrivati stamane con una nave che ha attraccato al porto di Brindisi, dove verranno effettuate le operazioni di sbarco, identificazione e verrà prestata l'assistenza. Si tratta del guardapesca Aquarius dell'associazione SOS Mediterranea, a bordo della quale durante il trasporto è nato un bimbo, il piccolo Cristo, così l'hanno chiamato i migranti. E dunque di questi 860 migranti molti, gran parte, saranno smistati tra Lombardia e Lazio, ma una quota arriverà anche in Veneto in queste ore. E adesso andiamo a Mira. Mira perché? Perché stamane a Mira c'è stata scelta come sede per presentare ufficialmente quello che è il comitato per il sì al referendum per l'autonomia del Veneto. Dunque parte ufficialmente la corsa verso il 22 ottobre, un momento appunto nel quale tutti i veneti sono chiamati appunto ad esprimere la loro opinione su questo tema importantissimo. Allora ci colleghiamo subito con Mira, dove vedo già il nostro Tommaso Stoppa con il governatore Luca Zaia. A te Tommaso. Eccoci qui in diretta da Mira, comincerà tra pochi istanti il lancio ufficiale della campagna per il sì a questo referendum sull'autonomia. Siamo qui con il presidente Luca Zaia, a cui chiediamo di anticiparci i contenuti di questa campagna. Beh, è una campagna che viene fatta fra l'altro dai comitati che sostengono il sì, e penso che oggi i veneti debbono sapere che ci sarà questa grande opportunità storica di andare al referendum il 22 ottobre, un'opportunità sulla quale si investe, un'opportunità che ci deve far subito dire che non è il referendum della politica, ma il referendum dei veneti, dei nuovi veneti, di tutti quei cittadini che hanno deciso di vivere in Veneto. Quindi alibi per nessuno, il 22 o vai a votare oppure vuol dire che non te ne frega niente del Veneto. Io penso che questa regione abbia dimostrato che dove gestisce lei con autonomia le cose le fa bene, pensate alla sanità, dove c'è Roma che gestisce le cose non vanno proprio bene, pensate alla scuola, dopo 3 mesi di apertura della scuola ancora non abbiamo gli insegnanti, questo ormai è una costante alle aperture di tutti gli anni scolastici. Molti dicono che per questo tipo di votazioni è quasi più importante l'affluenza di quello che poi sarà il risultato, che al momento appare abbastanza scontato. Come fare allora a convincere i veneti ad andare a votare? Aveva detto ci saranno sorprese, ha preparato queste sorprese? Ci sarà una promozione del referendum, però è altrettanto vero che noi dobbiamo fare una promozione rispettosi anche del fatto delle idee di tutti, anche di chi è per il no per l'autonomia, ma dico, se comunque chi vuol votare sì, no, astenersi, ma comunque si vada a votare. E qui non c'è un problema di promozione del voto, è un problema di promozione del fatto che tu devi sapere che c'è questa opportunità. I veneti con maturità affronteranno il tema, se quel giorno dalle 7 del mattino alle 23 di sera c'è un'opportunità, se la vogliono cogliere oppure no. Cioè, quindi io direi che è fondamentale che i veneti sappiano che questo è il referendum dei veneti, non della politica. Oggi nascono i comitati per il sì, ma ieri è nato il primo comitato per l'astensione, un comitato di sedicenti civici che dicono questo non è un referendum per avere davvero autonomia, ma è soltanto per fare propaganda e incrementare il potere di Zaia. Ma guardi, dovrei quasi non replicare dei fatti come questi. La propaganda non la si fa con una sentenza della Corte Costituzionale, cioè la Suprema Corte italiana, la Corte Costituzionale, dà ragione al Veneto. Quindi questa non è propaganda, è un dato concreto, il governo ha impugnato il nostro referendum, noi abbiamo vinto, punto. Dopodiché io dedico questo referendum a tutti i veneti, non è il referendum di Zaia. Spero che nascano non solo comitati per l'astensione, ma anche per il no. È giusto che tutti in questa campagna del Veneto espongano la propria convinzione. Io andrò a votare sì, ma se uno vuole andare a votare no o astenersi, comunque ci vada. Perché è giusto che il giorno dopo a Roma ci sia una conta, e la prima conta che dobbiamo fare è quella di dimostrare la civiltà di questo popolo veneto. Noi andiamo a votare, lo abbiamo dimostrato anche il 4 dicembre, siamo stati la regione con maggior affluenza alle urne e dobbiamo dimostrarlo anche in questa occasione. Grazie Presidente, da Mira per il momento è tutto, a voi la linea in studio. Grazie a Tommaso Stoppa. Torniamo a Venezia, un colpo all'imbarcadero che frutta 19.000 euro.
Colpo grosso da 20.000 euro all'imbarcadero della stazione dei treni di Venezia, il furto da parte di ignoti borseggiatori che hanno depredato una 56enne del Bahrein e il suo borsellino dove teneva il contante, 18.000 euro più circa 1 migliaio di euro in valuta estera, soldi tenuti nella piccola pochette rubata con destrezza dai ladri, con la depredata che non si è accorta di nulla fin tanto che non ha cercato il borsellino ormai scomparso chissà da quanto. Quindi la corsa per la denuncia di furto con destrezza agli agenti della polizia ferroviaria, raccolta tra le più che comprensibili lacrime della sventurata. Ora al vaglio degli agenti della questura le immagini delle telecamere di sorveglianza agli imbarcaderi per cercare di dare un volto e un nome a quella mano che è riuscita in pochi istanti a impadronirsi dell'auto bottino. Non è il primo episodio del genere registrato agli imbarcaderi della stazione. A settembre scorso una 72enne bergamasca venne derubata di un beauty case al cui interno custodiva gioielli per 60.000 euro. In quel caso i malviventi riuscirono a farla franca, chissà che stavolta possa andare diversamente. 2 gravi incidenti stradali tra ieri sera e questa mattina, il primo lungo la Jesolana e l'altro invece nel Lagordino. Il primo incidente, l'ennesimo, è avvenuto in una delle strade più trafficate, soprattutto nel periodo estivo, la Jesolana. Uno scontro fra 2 auto ieri sera, un impatto violentissimo quasi frontale. Una persona è rimasta ferita gravemente, per gli altri 4 occupanti solo qualche scoriazione. Le 2 auto si sono scontrate, una si è fermata sul ciglio della strada, l'altra è rimasta in mezzo alla carreggiata. Il grave sinistro è avvenuto in serata all'altezza della località Canani. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio che hanno allertato i mezzi di soccorso. Sul posto si sono precipitati in pochi minuti vigili del fuoco ed un'ambulanza. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire ad estrarre l'anziano ferito rimasto incastrato fra le lamiere della macchina. L'uomo è stato soccorso e portato immediatamente in ospedale. La Jesolana è rimasta bloccata fino a quando non sono stati rimossi i mezzi, circolazione che ha ripreso normalmente solo in tarda serata, mentre nella mattinata uno scontro sulla Gordina in località Candaten, coinvolte 2 auto, una Volkswagen e una Suzuki Vitara. Le immagini sono impressionanti, le lamiere contorte, le auto distrutte. 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale. Anche in questo caso, a causa del sinistro, si sono verificate immediatamente code e rallentamenti alla circolazione. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ancora cronaca e politica. Rieccoci in studio, prima edizione dei telegiornali di Antena 3, ripartiamo dalla cronaca di un furto singolare, anche se non è la prima volta che accade, 2 turisti completamente ubriachi che rubano una gondola. Turisti ubriachi in fuga d'amore sulla gondola rubata, cercando invano di scappare dai carabinieri. La romantica scena che farà indignare più di un veneziano è avvenuta nel cuore della notte. 2 diciottenni danesi in pieno delirio etilico sono saliti sull'imbarcazione allo Stazio della Salute, sciogliendo gli ormeggi e provando ad attraversare il Canal Grande per raggiungere la fondamenta opposta all'altezza di Calle Vallaresso. I militari in motoscafo li hanno intercettati circa a metà della traversata, intimando al ragazzo di fermarsi, ma il giovane, sopravvalutando le sue abilità di rematore, ha cercato di fuggire in una scomposta imitazione della voga veneta, costringendo i carabinieri all'abbordaggio. Tra le grida sguaiate della fidanzata, il danese si è difeso come un leone, procurando una leggera contusione a uno dei militari prima di essere immobilizzato. Improvvisarsi pop è quindi toccato ai carabinieri, che sono riusciti non senza fatica a riportare la gondola al suo ormeggio. Il proprietario, un gondoliere 50enne, ha denunciato i 2 giovani per furto. Il ragazzo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. A Noventa Vicentina, incubo stalker, ma stavolta il persecutore è una donna. Ci dice tutto al telefono Carlo Inghilleri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Noventa Vicentina, il paese dove si consuma una storia di stalking, protagonisti lui e lei, solo che a compiere il reato, a quanto pare questa volta, è la donna. Da 2 anni è diventata il mio incubo, questa l'accusa dell'uomo di Noventa, che si è recato numerose volte dai carabinieri per denunciare il comportamento di una 54enne con la quale aveva avuto una fugace relazione. Mi perseguita, ho paura, non ce la faccio più, dice l'uomo. Già nel febbraio del 2016 la donna era stata arrestata dopo una misura di divieto di avvicinarsi all'uomo, e invece ha continuato a cercare un contatto con questo uomo
la misura è stata ripristinata nei giorni scorsi perché appunto il comportamento dell'indagata, che però respinge le accuse da parte sua, avrebbe limitato la libertà dell'uomo. Direi che per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri. Adesso a Padova, ieri il primo consiglio comunale dell'era Sergio Giordani, sindaco neoeletto. Vediamo com'è andata. Ho scelto di tenere qui la prima seduta del Consiglio Comunale essenzialmente per sancire sin da subito un principio per me fondamentale. Questi uffici sono al servizio delle persone, non sono le sedi di rappresentanza dei politici e degli amministratori. Palazzo Moroni tappezzato con il tricolore e il bianco scudo, l'inno di Mameli suonato per volontà del nuovo sindaco. È cominciata così l'era Giordani, il primo consiglio comunale aperto alla cittadinanza che si è riversata nel cortile del comune. La casa di tutti, ha detto Giordani nel suo discorso. Non sono mancati cori da stadio con le fazioni bitonciane che hanno risposto agli applausi e fiori portati invece da molti padovani al neo sindaco. Non sono mancati nemmeno i momenti di tensione fin dal primo atto del Consiglio Comunale, ovvero la nomina del Presidente. La maggioranza compatta ha proposto e votato l'avvocato Giovanni Tagliavini della lista Lorenzoni Sindaco. L'opposizione invece Simone Borile del Movimento 5 Stelle. Solo alla terza votazione, quando è bastata la maggioranza del 50% più 1, si è proceduto alla nomina di Tagliavini. Augurandogli buon lavoro e anche buona fortuna, do atto della proclamazione al nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Padova del consigliere dottor Tagliavini. Congratulazioni. Vicepresidenti del Consiglio Comunale saranno Roberto Bettella del PD e Ubaldo Lonardi della lista Bitonci Sindaco. Proprio lui, Bitonci, invece nel suo intervento di risposta a Giordani ha chiesto un applauso per il neo sindaco. Io comunque sono molto contento e penso che un applauso lo faccio io, lo fanno tutti, vedendola così in forma e vedendola alla guida di questa città. E proprio Massimo Bitonci sarà l'ospite di questa sera di 20 e 10, puntata da non perdere per il nostro approfondimento serale dopo i telegiornali dei temi della giornata, quindi ospite di Ferdinando Varino sarà proprio Massimo Bitonci della Lega Nord questa sera. E adesso andiamo a Venezia dove entro il 2018 si entrerà a Piazza San Marco nei giorni di maggiore afflusso su prenotazione. Nello sport ci insegnano tanti valori e uno dei miei preferiti comunque è il rispetto, non solo per le nostre palestre a cui teniamo tanto, ma anche per le persone e tutto quanto, e per i nostri oggetti, che nel nostro caso sono i fioretti, però qua l'importante è riuscire a trattare bene la nostra città, quindi mi raccomando, trattiamo bene Venezia e curiamocela che è bellissima. C'è anche Bebe Vio insieme alla cantante Elisa tra i testimonial della campagna Enjoy Respect Venezia, promossa dall'amministrazione per sensibilizzare i turisti all'adozione di comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente, del paesaggio, delle bellezze artistiche e dell'identità di Venezia. La campagna, partita in questi giorni, fa parte delle iniziative per limitare l'impatto del turismo di massa sul fragile tessuto della città storica, contenute nella delibera quadro approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale. Il corposo documento definisce una serie di linee guida, la principale delle quali riguarda l'annunciata sperimentazione del sistema di prenotazione degli accessi a Piazza San Marco, che dovrebbe avvenire nel 2018. Non parliamo di numero chiuso, parliamo di numero controllato. Voi sapete che il numero chiuso non ci può essere, perché è una cosa che piace molto ai giornalisti, ma di numero chiuso in città non si può parlare e non si vuole neanche parlare. Accesso controllato a Piazza San Marco su prenotazione, però il caso monta, no? Io vorrei vedere quante volte in un anno ci sono più di 50, 60, 70 mila persone in Piazza San Marco nello stesso momento. Grande assente dal piano del comune, che tocca tutti i principali aspetti critici del turismo nella città storica, è la questione delle grandi navi da crociera. Inutile parlarne prima che il Ministero comunichi le sue decisioni, spiegano dalla Giunta. La nostra posizione comunque è che le navi debbano continuare ad approdare alla marittima, per il resto siamo aperti a tutte le soluzioni. È davvero tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci.
Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Alta pressione Caronte lievemente in crisi a causa di correnti fresche che renderanno instabile il tempo sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto mattinata piuttosto instabile, con rovesci e temporali diffusi, meno sul Trevigiano e sul nord veneziano. Migliora via via comunque nel pomeriggio, salvo ancora residui rovesci o temporali sui rilievi alpini. Vediamo anche le temperature che risultano essere in lieve calo, con massime tra i 23 e i 27 gradi, minime tra i 20 e i 23 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Qui il tempo sarà in prevalenza stabile, salvo più nubi e qualche scroscio di pioggia sulle Alpi più occidentali. Temperature anche in questo caso in calo, con massime tra i 24 e i 27 gradi, minime attese tra i 20 e i 21 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, nubi diffuse qui con rovesci e temporali sparsi più intensi sulle aree centrali, più irregolari e deboli sul Trentino, qui anche con maggiori schiarite. Vediamo le temperature che anche in questo caso sono in calo, massime tra i 26 e i 30 gradi, minime invece in aumento sui 21-22 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti invece saranno moderati e nord-orientali. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.